Per me è un autentico onore, per quanto doloroso e per quanto io mi sento inadeguato, inaugurare oggi i lavori del Consiglio regionale del Veneto ricordando due donne che hanno scritto con la loro vita, il loro impegno, la loro coerenza, la storia del Veneto. Due esempi chiari. Permettetemi di rifuggire dal cerimoniale, dai suoi riti e di unire nel ricordo Rosetta Molinari, padovana, comunista, prima donna ad essere eletta in Consiglio regionale del Veneto, protagonista della nascita della regione e fiera sostenitrice delle prerogative di quest'Aula, dell'autonomia regionale, scomparsa a 88 anni nei primi giorni di novembre. E Valeria Solesin, veneziana, ricercatrice universitaria, protagonista dell'impegno nell'associazionismo solidale, vittima della cieca violenza del terrorismo folle falcidiata a Parigi. E con lei ricordiamo tutte le vittime degli eventi della settimana scorsa di Parigi. Da una parte una vita spesa per la comunità, per i diritti delle donne e la loro emancipazione, per il diritto della regione, dall'altra una vita che non ha fatto a tempo a dispiegare tutte le sue premesse, ma simbolo nella sua pur breve parentesi dei nostri giovani migliori, nell'essere vicina ai più deboli e nel suo lavoro di ricercatrice, nel suo essere cittadina del mondo. Due donne che forse si sarebbero schernite davanti alle attestazioni di stima, affetto e commozione di queste ore e che avrebbero preferito essere ricordate con gesti concreti che anch'io e penso tutti noi caldeggiamo attraverso iniziative congrue che il Consiglio regionale vorrà varare, e poi vedremo anche una risoluzione in questo termine, perché sappiamo che veramente i giusti non muoiono mai e vivono per sempre nelle nostre azioni, nella nostra coerenza, nel nostro impegno personale. Rosetta Molinari e Valeria Solesin, due donne che non si sono arrese, due esempi per tutti. Grazie a loro, anch'io, anche noi ripetiamo, io non ho paura, noi non abbiamo paura. Credo che tutte e due avrebbero apprezzato se in loro nome avessimo ripetuto l'appello di Sandro Pertini nel giorno del suo giuramento come Presidente della Repubblica. Si svuotino gli arsenali di guerra, sorgenti di morte, si colpino i granai di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. È nostro dovere difendere senza tentennamenti il nostro popolo dalle aggressioni violente. È nostro dovere ricercare e combattere chi mette a repentaglio la nostra libertà. Ma è altrettanto necessario ribadire che laicamente crediamo nella civile convivenza tra i popoli e nel valore della pace, e non perché ce lo dice un Dio, ma perché ce lo dicono il nostro cuore e l'esempio di donne come Rosetta Molinari e Valeria Solesin. Si vis pacem para pacem. Concludo questa breve riflessione forse in modo rituale, ma spero che capirete la mia commozione e quanto io mi senta piccolo davanti a queste figure, davanti ai loro familiari che ancora ieri in piazza San Marco ci hanno dato una rara lezione di compostezza e civiltà. Due grandi donne che infine vorrei ricordare per ribadire quanto difficili e duri siano questi momenti e il compito che ci attende, con i versi di Alda Merini, che dedicò alla pace. La pace che sgorga dal cuore e a volte diventa sangue, il tuo amore che a volte mi tocca e poi diventa tragedia, la morte è qui sulle mie spalle, come un bambino pieno di fame che chiede luce e cammina. Far camminare un bambino è cosa semplice, tremendo è portare gli uomini verso la pace. Essi accontentano la morte per ogni dove, come fosse una bocca da sfamare. Commosso e grato a Rosetta Molinari e Valeria Solesin, giuste per sempre tra i giusti, vi chiedo un minuto di silenzio.